La montagna è come uno specchio, siamo nudi e piccoli di fronte a essa. E per capire in che modo partiamo con Maurizio Icio Dall'Omo, leggendario climber cadorino, discreto e solitamente lontano dai riflettori, dal Pino Solitario a Pinier di Vigo, per raggiungere alcune delle pareti che hanno temprato la sua esperienza. Lassù lo convinciamo a dirci quale sia, secondo lui, il rapporto tra pietra e paura. Questo l'Agio per me è stato l'ABC dell'arrampicata moderna, no? Sono partito da Pieve su una parete come il Crepo e poi ho scoperto l'Agio e per 40 anni abbiamo dedicato tutte le nostre energie a sviluppare l'arrampicata qua, no? Calcare è ottimo, poi ci sono dei strapiombi fantastici, abbiamo avuto la fortuna di avere un sacco di gente come Luca Canonzardini che ha fatto dei capolavori qua su, che si parla già di 8C e forse qualcosa in più, sì. E è frequentato da tantissima gente, anche gente che viene da fuori, no? La montagna non uccide, no? Non ha mai ucciso nessuno. Sei tu che entri in un terreno che sei vulnerabile. Devi adattare le sue regole, avere attenzione, avere la percezione del pericolo, razionalizzare cos'è i pericoli oggettivi, che sono quelli dovuti alla montagna, scarichi di sale, e quelli oggettivi che sei tu, la tua impreparazione. Ti scivola un piede, può essere fatale, capito? Entri in un contesto in cui sei vulnerabile. Tanto fare tutti i corsi base, io nasco dal corso Roccia del CAI e devo solo ringraziare perché, sai, e poi ho trovato le persone giuste che mi hanno indicato la via giusta, no? Sì, mi hanno spiegato la parte psicologica di come, non solo la parte atletica, ma anche l'atteggiamento umano, il valore più grande, per esempio un concetto che ho sempre avuto io quando andavo a scalare, che magari ero il più forte, mi giravo verso il compagno e dico: Vecchio, mi sto cagando addosso, ma vado. Cioè, hai capito? Nel senso che mi liberavo del fatto di non dimostrare niente, sono un uomo come un altro, che mi piace la montagna perché un uomo affronta qualcosa che è immenso e che ti mette timore, e entrarci dentro e sentirsi un uomo libero qualche volta è la cosa più bella che può capitare, no? Se vedi che un mio amico è morto in solitaria, lui ha seguito un sogno, un sentimento, non l'ha fatto per autoaffermazione. Sei schiavo della tua passione. Io quando vedevo una montagna sentivo questa attrazione fatale, sai che adesso mi sono calmato, che avevo bisogno di andare in montagna e sentirmi, uscire da quel contesto della società. Poi in montagna i valori e l'amicizia, il rispetto, il condividere, rende le cose più umane, no? Più vere. Qualche volta la paura ti salva la vita. La paura è qualcosa che, se ti abbandoni l'istinto, ti porta a morire perché vuoi uscire da quella situazione. La paura è una cosa che devi controllare con la respirazione e poi emerge il perché lo vuoi veramente fare. Lo fai per te o lo fai per gli altri? Quando scopri che è una tua forma artistica di vivere la montagna, è dimostrare a se stesso che per amore, per passione fai qualcosa di più. Bisogna sentire la vita, la passione. È come quando ami una persona, dai tutto te stesso per lei e non pretendi nulla, no? Il fatto di pretendere qualcosa, quel Battiato non diceva che il senso del possesso fubera Alessandrino. Tendiamo, quando amiamo qualcosa, di possederla, anche la montagna, e invece tu non possiedi niente, devi viverla col cuore e basta, sinceramente, senza pudori, ammettendo anche le tue debolezze. Delle volte sei un fenomeno, delle volte sei schiavo della paura, non riesci a reagire perché sei stanco, torni a casa e pensi, no? Ma io non ho mai vinto la montagna. Mi sono solo addentrato e ho vissuto. E dei momenti, ho dei ricordi quando aprivo io, mi sentivo l'uomo più libero del mondo, ma non che fossi in un piedistallo, sentivo la libertà vera quando riesci a rompere quel muro delle paure, saper vivere quell'infinito presente, no? Soltanto avendo fiducia di se stesso e affrontare ogni cosa dando ascolto all'intuito, no? Io credo che l'alpinismo sia la massima espressione della montagna perché mette l'uomo a nudo. Sì. Se tu senti parlare Bonatti o i veri alpinisti, quando siamo a quattro chiacchiere, si parla di passione, no? Di numeri. Faccio un esempio, un mio amico mi ha portato a finire la sua via, non era tanto la difficoltà, ma è la difficoltà di proteggersi, no? Se cominci ad andare su 20 metri senza mettere niente, non me ne frega un cacchio del grado, perché se hai un chiodo, un grado più, un grado meno lo affronti, ma quando sei nel vuoto, lì il tuo cavallo bizzarro devi tenerlo per le redini,
perché l'istinto tende a farti tremare, il torace si contrae, respiri male, prendi dall'ansia, ti tremano le gambe e lì devi inspirare, lasciarti andare e vivere l'attimo con la fiducia più totale di te stesso, no? E con la fatalità del destino, perché non è più bravo chi sopravvive, ricordatelo, è solo un regalo, qualcuno paga il prezzo, basta un errore, un'indecisione, un dubbio.